Buonasera a tutti, benvenuti a questa conferenza, la conferenza di questa sera che, come potete vedere, ha un bel titolo, Il lungo viaggio per arrivare a un nuovo farmaco, se mi sentite, e sarà tenuta dal dottor Tiziano Bandiera. Allora, il dottor Tiziano Bandiera è laureato in chimica, poi ha lavorato anche in Germania presso il Max Planck Institute di Mülheim e poi ha continuato, ha preso il suo dottorato di ricerca presso l'Università di Pavia, forse ho detto Genova prima, invece era Pavia anche precedentemente. Ha lavorato presso industrie farmaceutiche, per esempio presso Nerviano Medical Sciences e anche a Farmacia Corporation, e dove ha contribuito a diversi farmaci per il trattamento del tumore polmonare non a piccole cellule e di altri tumori solidi. Successivamente è passato all'Istituto Italiano di Tecnologia qua di Genova, l'IIT, dove ha continuato a lavorare su nuovi farmaci e in particolare su nuovi farmaci per il trattamento della fibrosi cistica. E oltre a questo ha diversi brevetti, oltre 40 famiglie di brevetti e molti altri brevetti concessi. Per quanto riguarda la conferenza di oggi, è una conferenza sicuramente molto interessante perché ci fa vedere la lunga strada che deve percorrere un farmaco quando dall'individuazione di una molecola, una piccola molecola organica che può avere attività biologica, si deve poi arrivare al banco della farmacia. Sicuramente è un percorso molto lungo che prevede numerosissime sintesi, anche molto complesse, finché si individua la molecola che ha l'attività biologica adatta per poter passare, dopo molti sforzi, a quello che è lo sviluppo preclinico. E durante questa fase dello sviluppo preclinico ci sarà la necessità di vedere se è tossica, per esempio, se può procedere. Superato questo processo si deve andare avanti ancora e parlare di sviluppo clinico e vedere se ci sono controindicazioni per la sicurezza nella somministrazione all'uomo. Quindi la strada non è ancora finita, dovrei andare ancora avanti e vedere se tutto va bene, se si è arrivati quasi in fondo, dovrà essere ottenuta l'autorizzazione all'immissione in commercio, quindi dovrà essere portata alla competente autorità regolatoria. Quindi sicuramente un percorso lunghissimo di cui ci parlerà oggi il dottor Tiziano Bandiera. A te. Buonasera, ringrazio la professoressa Saccone per l'introduzione, ma ringrazio anche l'Accademia ovviamente per l'invito ad essere qua stasera e mi fa molto piacere appunto essere qui a raccontarvi un po' questo percorso, come diceva la professoressa Saccone. La mia storia professionale appunto si è sviluppata in industria farmaceutica e poi in IT e quindi mi sono sempre occupato di scoperta di nuovi farmaci. Ora, io stasera cercherò di darvi un panorama un po' così, dall'alto, non entrerò in troppi dettagli. Qui, allora, intanto mi scuso se magari per qualcuno di voi dirò delle cose ovvie e mi scuso se magari anche per qualcuno di voi potrò dire delle cose magari non troppo note o magari un po' difficili. Io cercherò comunque di declinare un po' la mia presentazione in termini, ho cercato anche nella presentazione, che siano comprensibili alla maggior parte delle persone. Vedrete che le diapositive sono per la maggior parte scritte in italiano, ma ho conservato qualche cosa in inglese perché ormai la lingua della scienza è l'inglese, quindi anche alcune immagini per esempio che ho preso e vedrete sono con sottotitoli e con scritte in inglese, però le spiegherò senza problemi. Allora, iniziamo da quello che può essere una definizione, se è possibile dare una definizione. Io uso questa come definizione. Questo processo di scoperta di un nuovo farmaco, in inglese drug discovery process, è un processo multidisciplinare che ha un inizio e l'inizio è avere un'ipotesi biologica e da questa ipotesi biologica si muove poi con una serie di step che vedremo fino ad arrivare a a un farmaco, se tutto va bene. Allora, come diceva la professoressa Saccone, se noi prendiamo questo percorso lo possiamo suddividere in tre fasi. Abbiamo una fase iniziale che è quella di scoperta e sviluppo preclinico. Ecco, tutta la mia attività è stata concentrata su questa fase iniziale, in particolare sulla scoperta,
con qualche piccola esperienza, diciamo, concreta di sviluppo preclinico di un possibile farmaco. Terminata questa fase si passa allo sviluppo clinico e se tutto va bene, quindi se il farmaco funziona, diciamo così, non è che è finito il processo, perché a questo punto bisogna chiedere l'autorizzazione alle autorità regolatorie per l'immissione in commercio, che non è una cosa così puramente amministrativa, perché l'autorità regolatoria potrebbe anche dire no, secondo me i dati che tu mi stai dando non sono convincenti, devi fare qualcos'altro, ma vedremo poi successivamente. Quindi allora abbiamo scoperta e sviluppo preclinico. Qui il punto d'arrivo è identificare un candidato per la clinica. Quando questo procede agli studi clinici, diciamo che potremmo riassumere quello che si fa in clinica in 2 semplici parole: studiare prima di tutto la sicurezza. Il possibile farmaco deve essere sicuro, non deve avere effetti collaterali, qualche effetto probabilmente ce l'avrà come tutti i farmaci, ma non deve essere grave. E poi ovviamente deve essere efficace. E poi, come dicevo prima, a quel punto si va al passaggio successivo, quindi alla richiesta di approvazione. Ora, se noi prendiamo queste 3 fasi, che sono abbastanza schematiche, però le possiamo suddividere a loro volta, e sono suddivise, perché per esempio la fase iniziale di scoperta e sviluppo preclinico, come vedete, è suddivisa in diversi steps, chiamiamoli così. Qui trovate le scritte in inglese perché quelle iniziali, quindi dobbiamo identificare il target, poi troveremo questi hits, che poi vedremo cosa vuol dire, faremo questo processo di ottimizzazione e alla fine arriveremo allo sviluppo preclinico. E qui la durata di questo processo può andare dai 2 ai 4 anni, ma sono termini indicativi, perché immagino che tutti quanti vi starete magari chiedendo, ma visto che è molto di moda, l'intelligenza artificiale cosa fa su questo? Certamente può ridurre i tempi, però quando è possibile applicarla. Terminato lo sviluppo preclinico, si passa alla fase clinica, e qui la fase clinica ha 3, diciamo così, proprio fasi, scusate la ripetizione: la fase 1, la fase 2 e la fase 3, e vedremo poi più avanti che cosa si fa in queste fasi. Questa è la fase più lunga di tutte e anche la fase più costosa di tutte. Vedremo dopo i motivi. Alla fine, terminato lo studio clinico, se tutto è andato bene, allora si deve preparare veramente direi una montagna di documentazione che deve essere data alle autorità regolatorie perché la analizzino e, diciamo, esprimano il loro parere riguardo al fatto che il farmaco è sicuro, funziona e quindi può avere l'ok all'approvazione, quindi all'immissione nel mercato. Non è una cosa banale perché può durare 1 anno, forse anche più, quindi c'è tutto un percorso, no? Per esempio alla European Medicine Agency, l'agenzia europea per la medicina, per le medicine, un percorso normale dura 210 giorni, poi dopo fanno seguito tutti gli atti amministrativi, quindi capite che anche questo è un tempo necessario per arrivare alla fine del processo. Ecco, ma voi vi chiederete, ma quanti nuovi farmaci sono approvati ogni anno? Non so se avete mai avete un'idea di queste, 1, 2, 5, 10, 50, 100. Ecco, questo è la sequenza a partire dal 1994 fino al 2024 del numero di farmaci nuovi, stiamo sempre parlando, approvati dalla Food and Drug Administration, che è l'ente regolatorio americano che dà l'ok all'immissione in commercio. Vedete che c'è una fase, negli anni 90 c'è stato un picco, dopodiché c'è stata tutta una fase dei primi anni 2000 in cui il numero di nuovi farmaci approvati era molto basso. E lì ci sono stati, diciamo così, fiumi di inchiostro in letteratura per capire perché questo numero era così basso, nonostante alla fine negli anni 90 siano state introdotte delle tecnologie che al momento sembravano poter così dischiudere un orizzonte
orizzonte luminoso per trovare tantissimi nuovi farmaci. Così non è stato, ma così non è stato perché queste tecnologie hanno bisogno di tempo prima di arrivare a frutto, di portare frutto sostanzialmente in ambito di nuovi farmaci. Invece vedete che a partire negli anni 2014 fino ad oggi c'è comunque, con l'eccezione del 2016, un numero di farmaci che va dai 30 ai 40. Vedete le barre in blu sono farmaci, piccole molecole, quelle in rosso sono i cosiddetti farmaci biologici. Vedremo poi più in dettaglio. L'altro aspetto, diciamo così, sull'altra parte dell'Atlantico, in Europa, sapete che l'autorità che raccomanda l'approvazione di un nuovo farmaco è l'EMA, non dà l'approvazione la dà la Commissione europea. Quindi EMA raccomanda, ma se EMA raccomanda la Commissione approva. Okay? Questi sono i numeri. Il sistema qui è un po' diverso perché diciamo, hanno dei criteri un po' diversi nel senso di tipo di farmaco che approvano le due entità. Però anche qui vedete che per esempio l'anno scorso ne sono stati approvati 114 e di questi 46 sono molecole nuove, farmaci nuovi, quindi che non sono mai stati approvati prima in Europa. Ora, parliamo di farmaci, però farmaco può essere una parola che racchiude molti significati. Allora, abbiamo le cosiddette piccole molecole. Qui ve ne ho elencate qualcuno che sicuramente conoscete. Il paracetamolo, l'ibuprofene e l'omeprazolo, che sono farmaci che ormai si trovano, sono farmaci da banco. Qui c'è la formalità, come li scriviamo noi, chimici organici, e la cosa importante è il peso molecolare. Quindi definiamo piccole molecole, quelle molecole che hanno un peso molecolare che è la somma degli atomi di carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, eccetera, che ci sono nelle molecole, e questo costituisce appunto il peso molecolare. Quindi queste sono piccole molecole. Però guardate questa. Questo è un farmaco che è stato approvato un paio di anni fa, ed è un farmaco per il trattamento dell'AIDS. È una molecola, se la paragonate, non so, all'ibuprofene o all'omeprazolo, è decisamente più complicata e vedete che c'è anche un peso molecolare parecchio più elevato, siamo intorno ai 1000. Quindi diciamo che ormai è prassi considerare piccole molecole composti che abbiano un peso molecolare fino a 800, 900, forse anche 1000. Che diciamo fino a qualche anno fa non era proprio così, c'era un limite intorno a 500-600, ma ora si riesce a gestire anche questi tipi di farmaci. Un'altra categoria di farmaci è costituita da peptidi. Qui ce n'è uno famosissimo, credo, che è la semaglutide. Questo è un farmaco di cui sicuramente avrete sentito parlare, che viene usato per il trattamento del diabete di tipo 2, ma che induce anche il dimagrimento. Quindi l'azienda che lo ha scoperto e prodotto, la Novo Nordisk in Danimarca, fa letteralmente fatica davvero, ve lo assicuro perché ho sentito una loro conferenza, a produrre il quantitativo necessario che viene richiesto dal mercato. Questo è un peptide, cioè vedete qui il peso molecolare sale, siamo intorno a 4000, la struttura che vedete in alto a destra sono i singoli aminoacidi che costituiscono questa molecola. Quella struttura invece che vedete un po' più sulla sinistra è come apparirebbe se noi riuscissimo a guardare la molecola, sono una serie di sfere, no, che si incastrano una con l'altra e formano il farmaco. Ma un'entità ancora più complessa sono gli anticorpi monoclonali. Questo è un esempio, questo è adalimumab, che viene usato per il trattamento dell'artrite reumatoide. Vedete che il peso molecolare è 148.000 Dalton. Quindi questa è una molecola fatta di aminoacidi, è una proteina molto grande e che ha degli effetti molto particolari, nel senso che lega con grande specificità quello che è il suo target per il quale è disegnato l'anticorpo e produce degli effetti. Sono dei farmaci molto potenti. Questo è uno dei cosiddetti farmaci biologici che si utilizzano ora per il trattamento di malattie autoimmuni, ma anche per il trattamento del cancro, e ci sono anche alcuni esempi che sono stati utilizzati per il trattamento dell'Alzheimer, anche se i risultati sono abbastanza deludenti a mio parere.
Un'altra modalità è data da derivati cosiddetti di acidi nucleici. Immagino che tutti quanti più o meno sappiamo che le nostre proteine sono codificate da geni. Questi geni sono delle sequenze di acidi nucleici, di DNA, e il DNA è formato da basi, che sono quelle molecole che vedete in azzurro qui. C'è una base, qui c'è lo zucchero, qui c'è il legame fosfato. Ecco, si formano delle lunghe sequenze, queste lunghe sequenze costituiscono i geni e i geni contengono l'informazione che serve poi per produrre le proteine. Questo farmaco vedete, il peso molecolare è più o meno come un peptide, 7000, e si chiama oligonucleotide antisenso ed è per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale, che è una malattia genetica molto grave. Tralascio il meccanismo di azione perché ci ritorneremo più avanti, ma ultimamente, negli ultimi 5-6 anni, abbiamo fatto un altro passo avanti. Non solo si utilizzano i derivati di acidi nucleici, ma si utilizza una tecnologia che si chiama in inglese Small Interference RNA, cioè sostanzialmente sono dei piccoli pezzetti di RNA, l'acido ribonucleico, che vanno a interagire con l'RNA messaggero, che è quello che porta l'informazione per la sintesi delle proteine, lo blocca e ne induce la degradazione. In questo modo cosa si fa? Si inibisce la produzione di questa proteina. Questo è indirizzato ad una proteina particolare che porta a iperlipidemia, in particolare ad elevati livelli di colesterolo LDL. Queste sono molecole piuttosto complesse come struttura, perché lo vedete qua, e poi c'è anche questo pezzetto che vedete qui. Questo serve alla molecola per andare nel fegato dove avviene la sintesi della proteina. Quindi c'è una sorta di, diciamo così, di tag, per dirlo in inglese, che la orienta, no, quando viene somministrata, la orienta al fegato. Quindi è una molecola piuttosto complessa anche dal punto di vista del suo meccanismo d'azione. Lo step ancora più complesso, se volete, è la terapia genica. Questo è un farmaco. Il nome è complicatissimo, ve lo risparmio, di nuovo per l'atrofia muscolare spinale. Qui sostanzialmente cosa si fa? Si prende il gene sano, lo si attacca a un virus, i virus sono capaci di infettare le cellule e portare il loro materiale genetico dentro il nucleo e quindi farlo produrre. Ecco, sfruttando questa tecnica, un virus che non è ovviamente letale per l'uomo e che non dà nessuna patologia, si porta all'interno del nucleo il gene sano e lo si fa esprimere. In questo modo si riesce ad avere la proteina funzionante. Ok? Ma una cosa ancora più strabiliante, se volete, almeno anche dal mio punto di vista, è questo farmaco che è stato approvato l'anno scorso, che si chiama Casgevy. Questa è una terapia genica per l'anemia falciforme e la beta-talassemia. Questa si basa su una tecnologia che si chiama CRISPR-Cas9 in inglese e ve lo spiego brevemente perché secondo me merita un attimo di attenzione. I pazienti che hanno queste patologie hanno delle mutazioni nella beta-hemoglobina, che è uno dei costituenti dei globuli rossi. Cosa succede? Che quando noi siamo in gestazione non viene prodotta l'emoglobina beta, ma l'emoglobina gamma. E quindi diciamo così, questa molecola è fatta da 4 unità, 2 alfa e 2 gamma, e quando noi nasciamo c'è una molecola organica, una molecola endogena, questo BCL11A, che spegne la sintesi di questa molecola, delle catene gamma, e fa partire le catene beta. Noi tutti abbiamo le catene beta, ma se la catena beta non funziona, abbiamo un problema, cioè i malati hanno un problema, hanno la beta-talassemia o l'anemia falciforme. Allora cosa hanno pensato? Hanno pensato che era possibile, con questa tecnologia che è nota come taglia e cuci, cioè si taglia un pezzo del DNA di una sequenza di un gene e lo sostituisce con qualcos'altro.
Così facendo hanno tagliato un pezzo del gene che codifica per questa proteina, in modo tale che questa proteina non sia più espressa e in questo modo non faccia più accadere quello che si vede lì, cioè fa decadere, non fa più sintetizzare l'emoglobina gamma, ma quella beta. Okay? E questo qui è il risultato. Per questa tecnologia, queste due signore, Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, hanno preso il premio Nobel nel 2020. Il loro primo articolo con cui hanno pubblicato questa tecnologia è del 1994. Quindi 20 anni dalla scienza in laboratorio si è passato a un farmaco molto complesso, perché è una tecnologia molto complessa, però questo per dire come poi la ricerca si traduce in nuovi farmaci. Ora, io fatta questa breve introduzione sui farmaci, mi focalizzerò stasera sulle piccole molecole, perché questo è quello che io ho fatto. E partiamo allora dalla prima fase, la scoperta e lo sviluppo. Ho preso questa immagine perché questo è sicuramente un cammino in salita, perché si affrontano tantissime difficoltà e bisogna essere bravi a superarle, ovviamente con quello che noi conosciamo, con quello che altri hanno fatto, facendo quindi tesoro di quello che è già stato pubblicato e magari anche con un po' di creatività, ovviamente, che non guasta, anzi. Allora, la prima fase che vedete là, cioè quando noi vogliamo trattare una patologia, chiaramente dobbiamo conoscere qual è la causa di questa patologia, ovvio, e se conosciamo la causa quindi dobbiamo vedere quali sono i possibili target, cioè i possibili bersagli biologici per poter intervenire. Okay? E una volta che noi abbiamo identificato questo bersaglio biologico dobbiamo fare una sorta di validazione, cioè essere sicuri che sia effettivamente rilevante per lo sviluppo o per la progressione della malattia, e che quindi se io vado in qualche modo a interferire con la funzione di questo target posso avere un effetto terapeutico. Prendo un esempio che è noto a qualcuno dei presenti e ovviamente a me, che è la fibrosi cistica. La fibrosi cistica, sapete, è un'altra malattia rara, genetica, dovuta a mutazioni su un gene che si chiama, senza star lì a pronunciare tutto il nome, si chiama CFTR. Okay? Questo gene è mutato. Questo gene codifica per una proteina che è un canale ionico. Che cos'è? Sostanzialmente produce una proteina che sta sulla superficie della cellula e questa proteina è molto grande e sostanzialmente si apre e si chiude e lascia passare degli ioni, in particolare lo ione cloruro e lo ione bicarbonato. È un oggetto piuttosto grande perché è costituito da 1480 aminoacidi. Questa è la struttura che è stata ricavata mediante una tecnica che si chiama Cryo Electron Microscopy. E qui, diciamo, queste qui, tanto per darvi un'idea, queste sono tutte delle catene fatte di aminoacidi. Sono rappresentate così perché altrimenti non si capirebbe nulla, perché poi le proteine si strutturano in alfa eliche, si strutturano in catene beta, in segmenti beta e alcune sono disordinate. No? Quindi questo rappresenta questa molecola, questa proteina così grande di 1480 aminoacidi. Se questa proteina presenta alcune mutazioni, questa proteina non funziona più, quindi lo ione cloruro non esce più o non entra più, dipendentemente da dove si trova la proteina nella cellula. In alcune cellule le fa uscire, in alcune cellule le fa entrare. Questo dipende ovviamente dai tessuti. Ora, la fibrosi cistica è stata scoperta, o meglio, è stata descritta nel 1938 e il gene responsabile per la malattia è stato scoperto nel 1989. Fino a quel momento la terapia era sintomatica. La fibrosi cistica è una terapia prevalentemente polmonare, infiammazione polmonare, infezioni, ma anche ovviamente a livello del pancreas perché non vengono secreti gli enzimi pancreatici, quindi c'è un malassorbimento dei nutrienti. 1989 scoperta la proteina difettosa, 2012 viene messo in commercio il primo farmaco che lavora su alcune delle mutazioni di queste proteine. Questo farmaco ha cambiato la vita dei pazienti perché ha ridotto moltissimo tutta la sintomatologia della proteina. Ma questo riguardava solo un 5-6% di pazienti.
Il grosso è venuto successivamente con diversi altri farmaci che sono stati approvati negli anni, tra cui uno l'anno scorso, ma questo farmaco qua, approvato nel 2019, ha davvero cambiato la vita a quei pazienti che rispondono, perché poi non tutti rispondono, qui ci sono altre complicazioni, ma ha davvero cambiato la vita, tant'è vero che molti pazienti che erano diciamo così, in lista per il trapianto, dopo aver preso il trapianto dei polmoni, dopo aver preso questo farmaco sono stati tolti dalla lista perché c'è stato un deciso miglioramento delle loro condizioni di salute. Ecco, qui vedete cosa è cambiato. Quindi negli anni l'aspettativa di vita all'inizio, i bambini vivevano pochi anni. Piano piano, con diciamo così, la supplementazione con enzimi pancreatici, il trattamento con gli antibiotici, eccetera, eccetera, ha portato la vita intorno tra i 20 e i 30 anni. Però poi non c'è stato un grosso diciamo così, aumento nell'aspettativa di vita alla nascita. L'aumento viene, guardate l'ultima parte della curva, che punta decisamente verso l'alto. Quindi quando noi abbiamo capito qual era il difetto genico e siamo stati in grado di intervenire con delle molecole su quella proteina difettosa, ecco che diciamo, i pazienti a questo momento hanno un'aspettativa di vita decisamente più lunga. Ora, come li troviamo questi, diciamo così, una volta che abbiamo il target dobbiamo trovare dei composti di partenza che in gergo si chiamano hits. Okay? Come li troviamo? Li troviamo tipicamente mediante lo screening, cioè dobbiamo setacciare sostanzialmente tanti composti per arrivare ad avere qualche composto che funziona sul mio target. Quindi io ho il target e devo trovare qualcosa che interagisce col target, ne modula la sua attività e così facendo io ottengo un effetto terapeutico. Molto semplice a dirsi, un pochino più complicato a farsi. Ora, questi hits, quindi questi punti di partenza, queste molecole di partenza, dicevo, si possono identificare con lo screening e ci sono due tipi di screening, diciamo semplificando molto. Lo screening virtuale. Allora, cosa si fa? Qui si utilizzano ovviamente i computer e anche supercomputer ormai. Lì vedete quella che è il nostro computer ad alta capacità, high performance computer, quindi un computer che riesce a fare tantissimi calcoli nell'unità di tempo che noi abbiamo all'IIT. E utilizzando macchine come questa, allora noi possiamo prendere la proteina, per esempio la CFTR o altre proteine, di cui conosciamo la struttura tridimensionale, e se sappiamo dove le molecole legano, perché c'è quello che si chiama un sito attivo, una tasca, per esempio noi siamo molto bravi, ci sono alcune proteine che trasferiscono dei gruppi fosfato su altre proteine, e lì c'è una tasca che se io la occupo con qualcosa che non è l'ATP che noi abbiamo in tutte le nostre cellule, io blocco l'attività di quella proteina e così facendo posso ridurre, diciamo, posso modulare questa sua attività e far sì che non succedano alcune cose che possono portare per esempio a tumori, a infiammazione, eccetera. Come faccio io a vedere quali sono le molecole? Lo posso fare anche col computer. Se io ho la struttura tridimensionale, ecco questa per esempio è la struttura della proteina, qui vedete ancora questi loop, eccetera, no? Ecco, io posso prendere una molecola che è disponibile nel mio laboratorio o che anche vendono, perché ci sono venditori che vendono centinaia di migliaia di molecole, e col computer vado a simulare l'interazione, cioè vedo quanto bene la molecola sta dentro a questa tasca e questa la posso quantificare con dei numeri perché qui ci sono delle interazioni che io posso quantificare. Bene, facendo così siamo in grado, uso il plurale maiestatis, siamo in grado, le persone che lavorano in questo ambito, di screenare centinaia di milioni, se non miliardi di composti, dei quali magari molti non esistono, ma si possono fare, sappiamo che si possono fare. Quindi io facendo questa procedura, che ovviamente richiede tempo, riesco a trovare, alla fine ho una lista delle molecole da quelle che sembra il computer mi predice interagire meglio a quelle che interagiscono peggio. Allora cosa faccio? Prendo quelle che interagiscono meglio e le vado a testare in laboratorio, perché ovviamente devo avere un saggio in laboratorio che mi dice se quello che io ho trovato effettivamente è vero. Quindi c'è sempre bisogno di un riscontro in laboratorio.
Ma questa cosa si può fare, si faceva e si fa ancora anche senza, diciamo così, l'utilizzo del computer. Magari in alcuni casi è necessario perché la struttura non c'è o è difficile da ottenere, anche se adesso, di nuovo, intelligenza artificiale, metodi che riescono a modellare la struttura tridimensionale della proteina esistono. Gli inventori hanno preso il premio Nobel l'anno scorso. E quindi è possibile, come dicevo prima, fare, diciamo così, questo screening virtuale. Ma io posso screenare in laboratorio centinaia di migliaia di composti. Ovviamente questi numeri li fanno le grandi aziende e le grandi aziende utilizzano questi sono depositi. Immaginate che qui dentro ci può essere una di queste piastre. Queste sono piastre particolari che contengono 1536 pozzetti. In ciascun pozzetto si fa una reazione, un saggio, okay? E tutto questo viene fatto dai robot, perché a mano ovviamente non si potrebbe. Quindi è possibile screenare centinaia di migliaia di composti in una settimana, per esempio, no? E si fa tranquillamente. E quindi lì si va a vedere qual è davvero la molecola che inibisce o modifica l'attività del mio target. E da lì poi si parte. Ma si può fare anche qualcos'altro. Ancora più, se volete, sorprendente per certi versi, quello che si chiama lo screening fenotipico, cioè si può fare in cellule. Io posso usare la cellula intera. Noi abbiamo all'ITI, insieme con Fabio Bertozzi che è qui, fatto questo progetto finanziato dalla Fondazione Italiana per la ricerca sulla fibrosi cistica, dove abbiamo identificato un composto che siamo riusciti a licenziare. Ecco, il saggio è stato fatto in cellule al Gaslini. Quindi lì si può vedere cosa succede quando io metto il mio composto a contatto con le cellule e posso leggere, come noi leggevamo, una corrente, che è una cosa già un po' complessa, ma si può fare molto di più con macchine come queste che vedono le cellule sono colorate con delle proteine, queste verdi sono la GFP, Green Fluorescence Protein. Si può trattare la cellula con qualche composto che si sa dare alcuni, diciamo così, effetti a livello cellulare e fare imparare alla macchina a riconoscere le cellule che hanno questa modifica nella loro morfologia, nel loro fenotipo. E quindi poi io screeno, cioè do alle cellule tanti composti e vado a chiedere alla macchina quale di questi composti ha modificato il fenotipo della cellula nel modo in cui io mi attendo che faccia una molecola che agisce su quel determinato canale o su quel determinato, diciamo, percorso metabolico. E quindi possiamo insegnare alla macchina a vedere le cellule come cambiano. E ovviamente quindi io identifico i miei composti come quelli che danno il risultato atteso. Questi saranno dei composti per partire con la successiva fase, che è quella che si chiama hit to lead. Cioè noi abbiamo tipicamente delle molecole che hanno un'attività, però diciamo, alle volte, o meglio, molte volte questa attività non è granché, quindi la dobbiamo migliorare. E questa attività la miglioriamo con questo processo che si chiama hit to lead, in cui andiamo a sintetizzare degli analoghi, cioè delle molecole simili. Quindi qui parte un processo iterativo, sintesi test, sintesi test, sintesi test, fino a quando si arriva ad avere composti che hanno una migliore attività biologica. Banalmente, quindi qui entrano in funzione i chimici che sintetizzano, le macchine che fanno la saggistica, si calcola dei numeri che mi dicono quanto bene il composto, per esempio, inibisce una mia proteina, l'attività di una mia proteina, o quanto bene induce un cambiamento, si chiamano i C50 e C50, e alla luce di queste informazioni e delle modifiche che io so aver fatto nella molecola, disegno dei nuovi analoghi e quindi il processo riparte da capo. Quindi c'è questo continuo processo iterativo che va avanti, come dicevo prima, fino a quando non abbiamo ottenuto una buona molecola. Ma l'attività non basta, l'attività biologica, e questo l'abbiamo scoperto già alla fine degli anni 90. In questo articolo, che tra l'altro sono due miei colleghi allora quando stavo in farmacia, che hanno mostrato, facendo un'analisi, come all'inizio degli anni 90 molti farmaci che arrivavano in clinica cadevano, cioè venivano stoppati, perché non avevano le proprietà farmacocinetiche opportune.
sostanzialmente il farmaco veniva dato al paziente ma ne arrivava poco nel torrente circolatorio, era molto metabolizzato, quindi alla fine era come non darglielo. Da qui è partito tutto un processo che noi a Farmacia diciamo, abbiamo attuato forse tra i primi nelle grosse aziende farmaceutiche, in cui quando il composto viene fatto non solo viene testato per la sua attività biologica, ma viene testato per capire quali sono altri parametri, altri indicatori che mi dicono se la molecola è solubile, se la molecola è stabile, metabolicamente stabile, cioè non viene degradata completamente dal fegato, se è permeabile, cioè passa attraverso le membrane. Poi vedremo le sfide che ci sono, e quindi facendo in questo modo si sono ottenuti dei composti, diciamo, migliori, e a distanza di 20 anni, qui siamo tra il 2013 e il 2015, vedete che se prima le molecole in clinica cadevano perché avevano una farmacocinetica che non era buona, lì cadono, e purtroppo cadono ancora adesso, per mancanza di efficacia o per tossicità. Questo significa, in termini concreti, che abbiamo fatto molti progressi, ma non ci siamo ancora per poter predire l'efficacia e la tossicità. In alcuni casi sì, però ovviamente un conto è fare l'esperimento in cellule o nell'animale, un conto è andare poi nell'uomo. Comunque, perlomeno abbiamo scartato composti che sarebbero caduti perché non erano appropriati. Quando io riesco a ottenere uno o più composti che hanno una buona, comunque già una buona attività biologica, e anche qualche, diciamo così, buona attività o comunque sufficiente caratteristica di solubilità, permeabilità, eccetera, eccetera, parte questo processo di ottimizzazione. Cioè è un processo in cui io devo costruire, diciamo così, delle molecole che siano buone da diversi punti di vista: l'attività, la solubilità, la permeabilità attraverso le membrane, la stabilità al metabolismo, eccetera, eccetera. E questo vi assicuro che non è una cosa da poco. È sempre un processo iterativo, però in questo caso diventa molto più importante questo aspetto. Quindi fare lo screening per capire che le molecole abbiano una buona solubilità, eccetera, eccetera, quello che vi ho appena detto. E poi si arriva ovviamente al profilo farmacocinetico, perché dobbiamo essere sicuri che quando la diamo all'animale e quindi in prospettiva all'uomo, la molecola arrivi in circolo, se la molecola è data per somministrazione orale, ma la maggior parte dei farmaci oggi è per somministrazione orale. Anche gli antitumorali di ultima generazione sono dati per via orale. E quindi di nuovo il solito processo, in questo caso però le proprietà da migliorare sono diverse. Ecco, qui sta la vera sfida, e adesso cerco di raccontarvelo brevemente perché il tempo passa velocemente. Quando noi prendiamo un farmaco, la compressa, questo va nello stomaco e la prima cosa che deve fare, si deve sciogliere, perché se non si scioglie ovviamente non succede. Se io mangio un sasso non ha nessun effetto terapeutico, ovvio. Una volta che è sciolto però, deve passare attraverso le membrane del tratto gastrointestinale, e qui ci sono diversi modelli che sono stati sviluppati nel tempo per testare le molecole e capire quelle che passano, quelle che non passano, quelle che passano meglio, quelle che passano peggio, okay? E dopodiché le molecole che vengono assorbite nel tratto gastrointestinale arrivano al fegato. Lì c'è il metabolismo, diversi tipi di metabolismo, fase 1, fase 2, per cui le molecole vengono degradate. Perché vengono metabolizzate? Perché il nostro organismo le riconosce come molecole che non sono del nostro organismo, e cosa fa? Le modifica in modo da cercare di mandarle fuori il prima possibile e nella maggior quantità possibile. Il metabolismo tipicamente trasforma le molecole in composti che sono solubili o più solubili in acqua, in modo che possano essere eliminati facilmente. Una volta che è passato dal fegato, poi arriva nel torrente circolatorio, e lì tutti i farmaci viaggiano, tra virgolette, legati alle proteine, principalmente all'albumina. E quindi è importante sapere se le molecole legano tanto o legano poco, perché se lega al 99,99% dell'albumina, ne resta ben poco poi di molecola quando arriva all'organo, dove di nuovo deve attraversare una membrana per arrivare al target. Quindi qual è la sfida? La sfida sta principalmente su quelle due caratteristiche là. L'ipofilia, cioè quanto la molecola è simile all'olio, tanto per intenderci,
e la permeabilità, quanto la molecola è in grado di passare attraverso le membrane. Notate che le membrane cellulari sono lipofile, cioè sono fatti di grassi all'interno, mentre all'esterno ci sono proteine, principalmente proteine. Okay? Il fatto è che se io voglio migliorare la solubilità, devo diminuire la lipofilia. Ma se diminuisco la lipofilia, diminuisce la permeabilità. Ma se aumento la lipofilia perché sia più permeabile, sappiamo che il composto è più tossico, perché viene metabolizzato di più dal fegato. Quindi i chimici devono ingegnarsi per, uno, ritenere la buona attività biologica, due, ovviamente fare in modo che il composto venga assorbito e arrivi al target dove deve arrivare. Questa è la sfida e qui si passa parecchio tempo spesso a modificare le molecole in attesa di trovare quella che ha, diciamo, il miglior compromesso. Cioè la molecola che arriva in clinica non è quella che è più attiva, che ha la migliore attività biologica, è quella che ha il miglior compromesso tra l'attività biologica e tutte queste proprietà che vi ho descritto finora. Qui cambiamo registro, perché se voi state in un'azienda e trovate delle buone molecole, l'azienda ovviamente vive per fare fatturato e quindi per vendere una molecola l'azienda la vuole vendere ovviamente in esclusiva, non vuole fare la ricerca per permettere poi a tanti altri che possano vendere questa molecola. Quindi bisogna coprire, così come si dice, la proprietà intellettuale e questo lo si fa attraverso i brevetti. Quindi bisogna depositare, e le aziende hanno un portafoglio brevetti, vi assicuro, enorme, ma anche all'IT abbiamo oltre 400 famiglie brevettuali, in cui il brevetto è concesso se l'invenzione, l'oggetto del brevetto è l'invenzione. Okay? L'invenzione può essere una molecola, una piccola molecola, può essere una proteina, quello si chiama invenzione. Però per avere il brevetto deve essere nuova, cioè nessuno lo deve aver fatto prima, deve avere uno step inventivo, qui è una cosa un po' complessa, ma cioè non deve essere qualcosa di ovvio sostanzialmente, che tutti possono fare, e ovviamente deve avere un'applicazione industriale, ma questo, diciamo, come dicono i francesi, ça va sans dire. Okay? Ecco, quando abbiamo trovato, diciamo, una serie di molecole che sono buone, ecco, allora tipicamente a un certo punto si decide di depositare una domanda. Questa è una domanda di brevetto in cui ci sono anch'io, cioè Fabio che è qui, e che riguarda le molecole che noi abbiamo fatto per la fibrosi cistica. Si deposita questa domanda e naturalmente se si tratta di piccole molecole ma anche se si tratta di proteine è importante che la loro struttura non sia stata rivelata prima in pubblicazioni o qualunque altro tipo di, diciamo, informazione pubblica, altrimenti cade la novità. E questi brevetti durano 20 anni dalla data del deposito. Però, siccome il processo, vedremo, è lungo, il tempo per sfruttare è molto breve, in genere, può essere molto breve. Ok, adesso arriviamo verso la fine, passiamo allo sviluppo preclinico. Allora, io ho completato la mia sintesi, il mio processo di drug discovery, ho identificato una molecola o due che sono buone per tutti i parametri che dicevo, adesso passo allo sviluppo preclinico. Qui cosa devo fare? Allora, l'obiettivo dello sviluppo preclinico è preparare la documentazione che lo sponsor, così si chiama chi chiede di fare uno studio clinico, può essere un'azienda, può anche essere un istituto, deve presentare alle autorità regolatorie per avere l'autorizzazione all'inizio dello studio clinico. E quindi qui cosa devo fare? Intanto, se è una piccola molecola, ne devo sintetizzare da centinaia di grammi a chili. E devo sviluppare dei metodi analitici che mi permettono di rilevare la mia molecola quando faccio la sintesi, ma anche nei tessuti biologici. La devo formulare perché tipicamente i farmaci sono formulati. Se vedete tipicamente i farmaci, vedete il principio attivo più tutta una serie di altri cosiddetti eccipienti che servono per formulare il farmaco. Bisogna fare la determinazione della farmacocinetica in due specie, questo è obbligo, sostanzialmente non si può scappare, e poi bisogna fare uno studio ovviamente per valutare la possibile tossicità. E poi bisogna fare la sintesi su larga scala. Tenete conto che per fare una fase 1 può essere necessario da 1,5 a 2 kg di composto se si tratta di una piccola molecola. Ok, se arriviamo al termine, quindi
Questo tipo di processo, ci sono tante aziende che lo fanno per voi. Se voi avete una piccola molecola, chiedete a un'azienda e loro vi fanno tutta questa sequenza di attività e vi producono anche la documentazione che potete presentare per avere l'autorizzazione di iniziare gli studi clinici. E qui abbiamo, quindi inizia la fase 1, fase 2, fase 3. Qui dalla salita che vi ho mostrato prima arriviamo a quella che viene detta la Valle della Morte. E adesso capirete perché è la Valle della Morte. Allora, intanto cosa si fa in fase 1? In fase 1 si verifica la tollerabilità e la sicurezza. Quindi viene dato tipicamente ai volontari sani, a meno che non sia un farmaco antitumorale, allora bisogna darlo ovviamente ai pazienti. Ci vogliono decine o un centinaio di volontari sani e richiede un certo numero di mesi, perché i pazienti devono essere arruolati, cioè bisogna trovarli, bisogna registrarli e poi viene fatto lo studio. Se tutto va bene si passa alla fase 2, dove oltre alla sicurezza si comincia a vedere anche se ci sono segnali di efficacia in una malattia. Quindi a questo punto il trattamento lo faccio anche su pazienti. E qui il numero di pazienti può anche essere alcune centinaia e il tempo ovviamente si allunga, perché poi io devo vedere se la risposta è significativa rispetto per esempio a un placebo, perché altrimenti non sto facendo nulla. Passata questa fase 2 si arriva alla fase 3, dove io devo testare la sicurezza e l'efficacia del candidato farmaco. Tipicamente lo si fa a diversi dosaggi, ma devo cercare di spingermi il più in alto possibile come dosaggio, compatibile con gli effetti collaterali che io ho. È chiaro che in genere più aumento maggiore è l'efficacia, però ci possono essere anche maggiori effetti collaterali, quindi devo trovare il giusto bilanciamento. Qui può richiedere anche fino a 4 anni, okay? E questa è una fase molto costosa, la fase 3. Brevemente per darvi un'idea, qui sono malattie orfane per patologie orfane tipo la fibrosi cistica e altre patologie non orfane. Vedete i tempi necessari, questo è un lavoro del 2019, andiamo dai 2 ai 4 anni partendo dalla fase 1, la fase 3 come vedete è quella che tipicamente richiede il maggior tempo per essere completata, come avevo detto precedentemente. E questo sono il numero di persone, vedete che nella fase 3 possiamo arrivare anche a 1 migliaio di persone, però se avete una patologia di tipo sistema nervoso centrale è molto facile dover arrivare a migliaia di persone perché ci sia una significatività statistica dei risultati che si ottengono, stante la grande variabilità che c'è tra persona e persona. Adesso veniamo al perché nella fase clinica stiamo attraversando la Valle della Morte. Vi guido io su questi numeri. Se noi arriviamo in fase 1 con 10 molecole, quei numeri ci dicono che 9 cadono. Okay? Quindi una sola riesce a passare dalla fase 1 alla fase 2. Se arriviamo in fase 2, questi numeri ci dicono che 8 molecole in media cadono. Solamente 2 riescono ad andare avanti. Tenete conto che prima ne sono cadute 9, adesso ne cadono 8 su 10. Se arriviamo alla fase 3 siamo a 1-1, cioè il 50% delle molecole che arrivano in fase 3 cadono, cioè non arrivano alla fine dello studio per diversi motivi. Mancanza di efficacia, tossicità inaspettata, cosa abbastanza frequente. Quindi alla fine capite che il numero di composti si riduce drasticamente. Quando siete arrivati alla fine, non è che diciamo così, la percentuale di successo è il 100%, no, perché l'autorità regolatoria può dire no, questi dati che mi hai presentato non mi convincono. Tu devi tornare a fare questo studio perché secondo me, per esempio, questa significatività statistica non è accettabile. Oppure possono essere non convinte che il farmaco sia meglio di qualcosa che già è in commercio. Quindi c'è anche qui una probabilità che il farmaco non vada avanti. Okay? Quindi capite perché questa è la Valle della Morte? Perché noi abbiamo fatto abbiamo fatto tanto lavoro, abbiamo investito tanti soldi, ma alla fine se come grande azienda arriviamo con 10 molecole in fase 1 sappiamo che 9 cadono.
e quindi dobbiamo averne altre che le seguono. Qui brevemente, perché appunto il tempo passa in fretta, vedete questi sono gli anni in cui stanno in sviluppo clinico per classe terapeutica. Vedete che per esempio gli antivirali sono quelli che sembrano richiedere un tempo più breve. È abbastanza scontato, perché io do il farmaco, vado a misurare il titolo virale e capisco se il farmaco funziona o non funziona. Diverso è una patologia oncologica o una patologia di altro tipo, che infatti richiedono più tempo. E anche le modalità terapeutiche, vedete, siamo tutti intorno tra 5 e 10 anni, qualcuno meno, però questa è una fase che richiede davvero molto, molto tempo. Per esempio, farmaco per la fibrosi cistica, questo ha iniziato la fase 1 nel 2016, dicembre 2016, è stato approvato ottobre 2019, 3 anni. Ma qui c'è il trucco, nel senso che questo farmaco è della Vertex. Vertex aveva già 2 farmaci in commercio, sapeva benissimo cosa fare e quindi è andata molto, come dire, veloce in tutto lo sviluppo clinico, perché aveva già l'esperienza passata. Farmaco per la terapia genica di cui vi ho parlato prima, inizio della fase 1 nel 2014, l'approvazione 2019, 5 anni in sviluppo clinico, prima di avere l'approvazione. Qui vi rubo un po' di tempo perché questa è una cosa che a me piace tantissimo e quindi ve la racconto, perché dà un esempio di cosa sia la ricerca e di cosa si riesca a fare, e mi conforta anche molto perché alla fine vedremo una piccola molecola per questa patologia così complessa, nel momento in cui sembra che ormai gli anticorpi, queste terapie possono essere, prendere il sopravvento sulle piccole molecole. Ma così ancora non è. Questa è una patologia molto grave che interessa i motoneuroni, cioè i neuroni che mandano i loro assoni alle fibre muscolari. E una perdita di quel gene che si chiama, adesso senza entrare nel nome, SMN1, o una mutazione, portano alla non produzione di quella proteina, da cui nasce la malattia. Allora, brevemente, quando il materiale genetico viene trascritto dal DNA all'RNA, si forma l'RNA messaggero che contiene l'informazione per fare la proteina. Ma prima di arrivare all'RNA messaggero c'è un precursore che è fatto in quel modo lì. Ci sono delle sequenze che si chiamano esoni e ci sono delle sequenze che si chiamano introni. Gli esoni sono quelli che produrranno la proteina, gli introni vengono cancellati con un meccanismo che si chiama splicing. Ora, cosa succede nell'atrofia? Che c'è un altro gene molto simile all'SMN1, che è l'SMN2. Il problema di questo gene è che ha quell'esone 7 che 9 volte su 10 viene tolto, viene cancellato quando il precursore dell'RNA messaggero va incontro a questo processo cosiddetto di splicing. Quindi si forma una proteina che funziona, ma non funziona bene. Okay? Allora è necessario far sì che quell'esone 7, quindi quella sequenza che poi porta a una sequenza di aminoacidi, stia all'interno della proteina, cioè sia costituente della proteina. Questa è una cosa che ha fatto quel farmaco che abbiamo visto prima, il Nusinersen, approvato nel 2016, che si lega in modo tale da far sì che l'esone 7 sia all'interno dell'RNA messaggero e quindi la proteina è funzionante. Io ho visto un filmato dei bambini che avevano una forma grave di SMA, trattati con questo farmaco. Tenete conto che questi bambini nelle forme gravi non riescono neanche a stare seduti e questo bambino camminava e si muoveva come se fosse un bambino normale. Cioè, una sorta di miracolo, ma che ha questa spiegazione. Okay? Il problema di questo è che viene dato per somministrazione intratecale, all'inizio per 4 volte a distanza di una settimana, poi per 4 volte all'anno. La somministrazione intratecale si fa a livello lombare, quindi qui ci vogliono i medici specializzati che lo facciano perché il rischio è di lesioni alla colonna spinale, giusto? E quindi bisogna andare in ospedale, però ha fatto e fa miracoli su questi bambini.
Nel 2019 hanno provato questo farmaco, che è la terapia genica, quindi si va a sostituire la proteina difettosa con quella funzionante. Ok, bene, sembrerebbe la panacea, no? O comunque abbiamo risolto il problema. Non è proprio così. Nel 2020 è stato provato questo farmaco, che è una piccola molecola, e questo viene dato per via orale. Questa molecola, che è piccola, che sarà, diciamo, 10 volte più piccola di questa molecola qui, dell'oligonucleotide antisenso, fa la stessa cosa funzionalmente che fa quella molecola. Secondo me è una cosa affascinante, no? E infatti lo porto sempre come esempio. Quindi questo per farvi capire come, diciamo così, le conoscenze e anche la scienza evolve e si possa arrivare da una molecola che pesa 7000 a una che peserà 500 di peso molecolare. Quella non la puoi dare per via orale, la devi dare per via intratecale, quella si può dare per via orale, semplicissimo. Chiudo con un altro aspetto, che è l'aspetto del costo. I farmaci hanno un costo e i farmaci nuovi hanno un costo molto elevato. Il trattamento con quella molecola, con l'oligonucleotide antisenso, costa 450.000 euro all'anno. Ovviamente è passato al sistema sanitario nazionale, perché non credo che ci sarebbero in molti a potersi permettere. Ma la cosa che forse avrete sentito è la terapia genica. 2 milioni di euro per una singola somministrazione. Se ricordate, un po' di tempo fa c'è stato un caso nella regione Puglia perché non si voleva concedere, diciamo, l'utilizzo di questo farmaco, quindi per la terapia genica. Ovviamente qui si dà una volta sola. Però vi dico che gli studi, i risultati non sono poi così, diciamo così, entusiasmanti come si pensava all'inizio. Tant'è vero che sta prendendo molto piede questa molecola, la piccola molecola. E qui il trattamento costa 180.000 euro l'anno. Dipende, perché è una cifra media, perché poi dipende dal peso. E per i bambini se ne dà meno, ma quando questi bambini crescono, quando arrivano nell'età ovviamente dell'adolescenza, ovviamente ne serve di più e quindi il costo aumenta. Vabbè, qui c'è questi, siccome è tardi lasciamo perdere, ma era giusto per darvi un'idea di qual è anche poi il costo di questi nuovi farmaci. Qui si può discutere se questo costo è appropriato, no? In modo particolare 2 milioni di euro per una singola somministrazione. Vi assicuro che in letteratura c'è stata molta discussione su questi numeri. Quindi concludo dicendo, abbiamo visto che è un processo multidisciplinare, quindi ci vogliono diverse competenze, dai chimici ai biologi, ai fisici, ai computazionali, a tutti quelli che fanno lo sviluppo ovviamente chimico, clinico, i medici, no? Quindi davvero ci vogliono una grandissima, un ventaglio di competenze per poter arrivare ad una nuova molecola in clinica e poi sul mercato. Abbiamo visto che il processo è lungo, abbiamo visto all'inizio i tempi, perché può superare anche i 10 anni. È rischioso, l'abbiamo appena visto, la maggior parte dei composti che arriva in clinica cade. Questo, diciamo, è la statistica, l'elaborazione dei dati passati che ce lo dice. Quindi è un processo rischioso ed è un processo costoso. Per fare un farmaco si può avere un costo anche superiore al $1 miliardo. Qui bisogna però capirci per questi numeri. Non è che l'azienda ha speso $1 miliardo, perché questi sono numeri delle grosse aziende. È chiaro che le grosse aziende non portano avanti un solo farmaco, ne portano avanti 50. Quindi per arrivare, siccome la maggior parte cadono, deve avere una pipeline, come si dice, in grado di rimpiazzare quelli che cadono. E tutto questo ha un costo. Quindi non è che per fare quella singola molecola hanno speso quei soldi, ma per mantenere tutta la struttura che permette di arrivare magari con una nuova molecola all'anno sul mercato, occorre spendere un quantitativo di soldi direi molto elevato. E proprio ultima diapositiva, la prendo da dati di Farmindustria, ricerche nuovi farmaci. Credo che sia indiscutibile che questo ci ha permesso e ci permette di vivere di più e meglio. Abbiamo un 25% della riduzione della mortalità negli ultimi 20 anni, 35% della riduzione della mortalità per le patologie croniche negli ultimi 20 anni,
1 milione di persone sono sopravvissute alla diagnosi di tumore negli ultimi 10 anni, alcuni tumori ormai l'aspettativa di vita a 5 anni è molto molto elevata, 270.000 persone guarite grazie a farmaci innovativi contro l'epatite C, qui stiamo parlando di farmaci biologici. Attualmente ci sono 135 farmaci in uso per le patologie rare, ce n'erano 7 nel 2007, quindi questo testimonia dei progressi anche nella comprensione di che cosa produce e cosa porta alla malattia, e è stato stimato 1 anno in più la crescita della vita media negli ultimi 3 anni, grazie certamente alla ricerca a nuovi farmaci, grazie ovviamente alla appropriatezza delle cure, ovviamente perché bisogna sapere come intervenire. L'esempio della fibrosi cistica che avevo portato è paradigmatico. Quando si è capito come intervenire, l'aspettativa di vita è aumentata. Ma anche grazie ovviamente al Servizio Sanitario Nazionale, che permette in alcuni casi di far sì che i pazienti ricevano farmaci che costano cifre che sarebbero inavvicinabili da una persona comune. Con questo ho concluso e vi ringrazio. Grazie veramente per l'interessantissima conferenza e per questo viaggio che potrei dire irto di molti ostacoli, anzi una strada complicatissima direi. C'è qualche domanda? Qualcuno vuole intervenire? Sei stato chiarissimo, pare. Nessuno? Nessuno. Ma io allora ti volevo chiedere, il discorso dell'intelligenza artificiale sicuramente ha cambiato un po' le carte in tavola, assolutamente, e sicuramente aiuta molto più. Che prospettive vedi dell'intelligenza artificiale su questa? Sì, io ho sorvolato perché volevo dare un po' un quadro d'insieme. Allora, si scrive molto e certamente ci sono molte aspettative. Sicuramente aiutano perché, come dicevo prima, nel momento in cui io ho un target biologico di cui conosco o posso derivare la struttura, questo famoso software AlphaFold per cui dicevano preso il Nobel, è in grado di ricostruire, poi con più o meno veridicità, questo solamente gli esperimenti lo dicono, la struttura tridimensionale di una proteina a partire dalla sequenza degli aminoacidi. Cosa veramente, diciamo così, ardua. Naturalmente si basa su tutta una serie di dati che sono presenti in letteratura, però riesce a fare questo. Allora, riuscendo a fare questo, può riuscire a vedere all'interno della proteina dove ci sono questi siti, dove io posso, diciamo così, che possono essere target per le mie molecole, ovviamente se questi siti producono una mutazione, un cambiamento nell'attività della proteina. Per esempio, se la proteina è iperattiva per qualche motivo, e questo succede in una famiglia di proteine che si chiamano chinasi, di cui moltissimi esempi ci sono soprattutto in ambito oncologico, infatti ci sono molti inibitori di questa famiglia di proteine chinasi per il trattamento del cancro. Lì sappiamo dov'è la tasca, no? Più o meno si sa, e quindi in questo modo io posso generare la struttura anche di una chinasi nuova che non è stata studiata, e posso fare quello che prima dicevo, lo screening virtuale, cioè io posso far calcolare l'energia di interazione tra una piccola molecola e la proteina in quel particolare sito e vedere quali sono le molecole che interagiscono meglio e che quindi bloccheranno questo sito. Si possono, come dicevo prima, screenare davvero miliardi di composti attualmente, anche composti che non sono fisicamente esistenti, ma che si possono fare. Questa è la novità rispetto a prima, che si possono fare. Quindi sicuramente, diciamo così, l'applicazione di queste tecnologie aiuta, perché poi, ovviamente, sempre basato su quello che è noto, queste molecole che possono interagire, io le posso anche, diciamo così, studiare in modo da poter predire se ci sono dei punti che sono instabili, diciamo così, da un punto di vista metabolico. Quindi io posso fare delle modifiche in queste mie molecole in modo da poter ottenere dei composti che siano anche stabili dal punto di vista metabolico, che è uno dei grossi problemi in genere.
E tutto questo grazie a tutti i dati che sono presenti in letteratura, e quindi con questi software si possono fare. E ci sono delle aziende che stanno investendo molto. Ci sono qualcuna che addirittura è riportato essere arrivata in clinica con un farmaco, con un potenziale farmaco, perché fino a quando non viene approvato è sempre un potenziale farmaco, che è stato ottenuto con intelligenza artificiale. Quindi la maggior parte del processo è stato fatto in questo modo. Questo ovviamente comprime moltissimo i tempi. Naturalmente certi tempi sono incomprimibili, perché se devo fare lo sviluppo preclinico, qui non c'è il computer, lì devo sintetizzare la molecola, devo fare la formulazione, devo vedere la farmacocinetica nell'animale, devo vedere la tossicità. Sì, ci sono dei software che possono permettere di anche stimare le possibili tossicità, però alla fine della fiera, insomma, l'autorità regolatoria mi chiede il dato nell'animale, anche se l'FDA ultimamente permette di utilizzare anche dati in sistemi cellulari piuttosto complessi che in qualche modo possono predire la tossicità della molecola. Quindi effettivamente sì, può, diciamo, comprimere i tempi per quelle fasi in cui prima si faceva tutto in laboratorio. Quindi tutto quello che può essere fatto computazionalmente ovviamente accelera i tempi. Però poi alla fine, quando il computer mi dice questa è la molecola, devo andare in laboratorio, farla e testarla, ovvio. E la molecola può funzionare, nella maggior parte dei casi in genere funziona, però magari può funzionare non bene come ci si aspetta. Quindi c'è sicuramente un impatto, così come ci sarà sicuramente un impatto per lo sviluppo clinico o anche per tutti i processi di sintesi, dove lì sono processi molto complessi, dove bisogna controllare tutti gli step nella preparazione su larga scala, e lì avere, diciamo così, passatemi il termine, il polso della situazione, cosa sta succedendo nel reattore, è importantissimo. E quindi, diciamo, certamente questi software permetteranno di ridurre molto i tempi, oppure di attuare, di mettere in essere dei processi che siano molto più attendibili, e quindi questo fatalmente porterà ad una riduzione dei tempi. Perché in fondo il punto è questo: ridurre il tempo necessario e quindi anche i costi, perché il tempo è denaro, ovviamente in questo caso, così come in altri, il tempo e il costo di un nuovo farmaco. Quindi ci aspettiamo, insomma, una diminuzione dei tempi, sembrerebbe così, e forse in quella direzione. Domande? Io da profana faccio una domanda forse banale. L'iter per la scoperta e la sperimentazione dei vaccini è lo stesso, ha la stessa procedura che lei ha descritto ora per farmaci di altro tipo, e il gruppo di controllo di cui abbiamo sentito parlare in tutto questo lungo periodo di discussione rispetto alla validazione dei vaccini, come viene effettuato? Grazie. Premetto, io non sono un esperto nel campo, però sicuramente, diciamo, il vaccino può essere, diciamo così, fatto in diversi modi. Abbiamo i classici vaccini in cui veniva generato, diciamo, sostanzialmente una reazione di fronte ad un, per esempio, può essere un frammento delle proteine batteriche o virali in un animale, e poi si vanno a vedere quali sono gli anticorpi che bloccano questo frammento. Quindi c'è tutto un passaggio, diciamo così, ovviamente sempre di ricerca. Oppure ci sono quelli nuovi a RNA messaggero, dove lì c'è tutto il disegno della proteina, quindi della sequenza delle basi, ma non solo. Non basta mettere insieme, se ricordate il farmaco, l'oligonucleotide antisenso, non basta mettere insieme tutte le basi che poi daranno luogo a un pezzo della proteina del virus. La molecola poi all'inizio e alla fine va modificata in modo tale che sia più o meno stabile, che arrivi, diciamo, in certi organi, non in altri. Insomma, c'è una complessità che io non conosco, ma ho sentito una conferenza che mi ha veramente così molto interessato. Certamente che una volta che si arriva a un candidato, le fasi sono quelle. Nel caso del Covid le cose sono andate velocissime, perché hanno fatto in serie fase 1, fase 2, fase 3, cioè c'è stata una sovrapposizione, mentre in genere si finisce la fase 1, poi si fa la fase 2, poi si fa la fase 3. Lì, grazie
l'urgenza e ovviamente i finanziamenti grandissimi che sono stati ottenuti sono stati portati avanti questi studi. C'è sempre un gruppo di controllo, quindi in quel caso era capire chi sarebbe stato infettato dal virus e chi no, e trovare la differenza. Così come in qualunque farmaco c'è sempre un gruppo di controllo che riceve il placebo e molto spesso, anzi, le cose andrebbero fatte, come si dice, in doppio cieco, cioè neanche il medico sa a chi sta dando il farmaco e a chi sta dando il placebo. Solamente l'analisi finale dei dati, quando sarà chiaro che cosa contenevano le fiale o le capsule che è stato dato al paziente, si capirà se il farmaco è attivo più del placebo oppure se non c'è differenza. Ma quello c'è sempre. Su questo una cosa interessante è che le autorità regolatorie FDA ed EMA hanno introdotto delle procedure per accelerare lo sviluppo, in particolare per malattie particolarmente gravi. Se anche in fase 2 o all'inizio della fase 3 si trova qualcosa che sembra molto promettente, molto attivo, in genere ora le agenzie regolatorie danno un'approvazione condizionata. Cioè ti dicono, ok, sulla base di questi dati il farmaco è molto attivo più di quanto mi attendessi, allora io ti do l'ok all'immissione in commercio, ma tu devi continuare a fare questo studio. Quindi tra 1 anno, 2 anni, 3 anni devi tornare da me mostrandomi i risultati di questi studi che io ti ho chiesto, e se questi confermano che il farmaco ha una buona efficacia, continuerai a poterlo commercializzare. Se questi non lo confermano, l'autorizzazione viene revocata, quindi l'azienda non potrà più produrre e commercializzare il farmaco. Quindi c'è molta attenzione anche delle autorità regolatorie in questo senso, cioè cercare di far arrivare nel minor tempo possibile i farmaci, particolarmente quelli promettenti e particolarmente quelli per malattie per le quali non esiste nulla o quasi per il trattamento. Non vedo altre domande, allora non ci resta che ringraziare il dottor Bandiera. Grazie veramente dell'interessante viaggio, potremmo chiamarlo così. Arrivederci a tutti e vi dico giovedì prossimo alla stessa ora ci sarà la dottoressa Giorgia Cesarone del Centro di Competenza Start 4.0 e il titolo della conferenza è Proteggere il futuro digitale, le sfide quotidiane della cyber security per cittadini, enti ed imprese.